Buongiorno a tutti ragazzi, anche se potrebbe essere un po' meglio guardandoci qui un attimo intorno. Confido in quell'azzurro lì dietro. Le previsioni oggi danno parzialmente nuvoloso, anche se qui alla mia destra è totalmente nuvoloso, speriamo bene per la pioggia. Mi trovo sull'Alpe Cimbra, diciamo. Sono partito dal passo della Borcola e cercherò di raggiungere il Monte Maggio in questa giornata che non ha nulla di certo, anche perché volevo partire da molto più in basso, appena dopo Posina, ma ho trovato il sentiero inagibile, cioè c'era il cartello all'inizio e poi niente, scompare nella vegetazione dopo 100 metri. Vi metto magari sotto il numero del sentiero chiuso e niente, ora ci troviamo su una specie di mulattiera un po' erbosa e vediamo che sorprese ci riserva questa meravigliosa giornata qui in montagna. Sempre dal passo della Borcola parte il percorso che ho fatto lo scorso autunno insieme a Matteo per raggiungere Cima Palon, la più alta del Pasubio. A parere mio il percorso più selvaggio di quella montagna, perché tutti partono da Pian delle Fugazze oppure fanno la strada delle 52 gallerie, invece dalla parte a est non abbiamo trovato veramente nessuno. Sembra che qua ci stiamo addentrando sempre di più nella nebbia. Ciao! Avete visto quella che penso sia una cerva anche piuttosto grande? Meraviglioso, quando vai in montagna da solo, nonostante magari le ansie, le paure, il tempo di merda, fai sempre gli incontri più inaspettati perché fai silenzio e gli animali ti vedono all'ultimo. Non è zona di orsi, quindi va anche bene. Mentre osservavo questo vecchissimo furgone mi sono accorto del panorama che si sta per dietro di me. Quella è la parte del Pasubio più a est, come dicevo, quella che ho fatto l'anno scorso. Si vede la parte esposta a nord ancora piena di neve. Bellissimo. Speriamo che si apra ancora di più. Ora proseguo qui la mia strada forestale, molto molto carina e piacevole, specialmente apprezzatissimamente molto ben evidente con questo nebbione. Molto spesso mi capita magari durante le mie escursioni che nel sentiero ci sono ramaglie di alberi caduti per la neve, per il vento, e non mi costa davvero niente mettermi un attimo a spostarli per far sì che la via sia, come in questo caso, più evidente a quelli che passano dopo di me, cercando sempre di non farsi male. Ecco, basta poco. I volontari non è che vengono tutti i giorni a sistemare i sentieri, quindi magari diamogli una mano.
Io non so se avete mai provato voi a mettere giù la macchina e avere un tempo di quelli che non sai neanche se scendere dalla macchina o tornartene a casa, specialmente anche perché sono arrivato alle 7 del mattino, e poi salire piano piano e trovare un sole così. Chiaro che molto probabilmente tornerò alla nebbia perché sta già salendo dalla valle del Bosina, ma dai, siamo fiduciosi. Sono arrivato al Borcoletta, che c'è il cartello a terra, non sono riuscito a estrarlo per metterlo giusto, che era al rovescio. Siamo a 1750 e noi dobbiamo andare a sinistra verso il Monte Maggio da 40 minuti. Come si vede qua il sole va e viene, però c'è stato anche il vento. Ed eccomi finalmente arrivato in cima, 1850 metri mi sembra. Il tempo è rimasto praticamente uguale, se non per il nebbione che ho trovato nel lato a sud. Del resto questo è uno spartiacque tra la pianura e le montagne del Trentino, quindi è normale che sia così. Qua dietro dovrebbe esserci un panorama sul Pasubio che non si vede, e dietro di me si intravede appena appena la pianura. Sotto qua invece vediamo il passo Coe con il lago artificiale e appena lì dietro il paese di Folgaria. Bene, mi mangio una barretta, torno indietro e è tutto da questa breve e facile escursione. Certo che con il tempo così non si può dare nulla per scontato. Alla prossima!